Il Centro Studi Dino Grammatico istituisce il premio per la cultura della legalità. Le segnalazioni dovranno poi pervenire, adesso vi dico dove, nel servizio. Il Centro Studi Dino Grammatico comunica che, in linea con una scuola di pensiero che ha fatto dell'impegno antimafia e legalitario un vessillo della propria azione, quella di promuovere la cultura della legalità, ritiene in tal senso che una delle condizioni per essere e diventare buoni cittadini sia anche la possibilità di seguire modelli positivi, di chi, ad esempio, ha voluto sottolineare con il proprio comportamento l'importanza del rispetto delle regole o di chi si è adoperato perché certi fenomeni criminali siano efficacemente contrastati. Il Centro Studi Dino Grammatico ha istituito, a partire dal 2018, il Premio per la cultura della legalità, da conferire ad un cittadino siciliano che si sia distinto nella difesa della legalità o nella diffusione della cultura della legalità. Il premio, che avrà una cadenza annuale, verrà consegnato in occasione della tradizionale giornata tricolore. I candidati potranno essere segnalati attraverso una mail al Centro Studi Dino Grammatico entro il 31 gennaio. Il Consiglio direttivo del Centro Studi incaricherà un'apposita commissione esaminatrice per l'assegnazione del premio.